La siccità che sta caratterizzando la primavera e l'estate 2017 alla fine ha presentato il conto anche ai nuoresi e agli abitanti dei paesi dell'Interland. Ieri Abbanoa ha preso la decisione di razionare l'erogazione idrica nel distretto di Nuoro. Da lunedì infatti Nuoro città, con l'esclusione del Monte Ortobene degli ospedali San Francesco e Zonchello e i comuni di Mamoiada, Orgosolo, Fonniga, Voi, Sarule, Orani, Oniferi, Orottelli, Bolotane e Silanus, vedranno interrotta l'erogazione notturna dalle 21 alle 6 del mattino. Un provvedimento deciso dopo che sono state valutate le riserve d'acqua presenti nei due invasi di Olai e del Govossai, che pur vantando una capacità complessiva di 10 milioni di metri cubi d'acqua, al momento sono scesi sotto la quota di 3,5 milioni. Col piano redatto da Abbanoa si dovrebbe arrivare senza ulteriori problemi fino a gennaio-febbraio, che rappresentano i mesi statisticamente più proficui per il riempimento dei bacini con l'intensificarsi delle precipitazioni atmosferiche. Pertanto in questi mesi, sperando che il tempo sia clemente e in autunno arrivi la stagione delle piogge, i cittadini dovranno fare di necessità virtù facendo meno dell'acqua nelle ore notturne ed evitando gli sprechi. Qualche problema in più ci sarà per le attività produttive, specie ristoranti e bar che dovranno, quando possibile, dotarsi di depositi. Abbanoa, nell'annunciare le restrizioni, cui i nuoresi in questa estate afosa si sono abituati a causa delle numerose rotture dell'acquedotto di Gianneverru, ha annunciato una serie di interventi dal valore di oltre 10 milioni di euro ottenuti dal Ministero per le Infrastrutture per aumentare la capacità delle dighe di Olai e di Govossai e arrivare a oltre 18 milioni di metri cubi. In questo modo si potrà evitare che in caso di abbondanti precipitazioni l'acqua si debba scaricare su Gusana. In prospettiva si dovrebbe anche pensare alla capacità dei serbatoi cittadini che quest'anno sono entrati più volte in sofferenza in occasione dell'interruzione dell'apporto dall'acquedotto di Gianneverru.